Appartamento sulla costa ligure a pochi passi dal mare o villetta in collina con ampi spazi. Sono queste le due opzioni di alloggio per chi viene in vacanza nel Tigullio. Sembrerebbe infatti che le richieste maggiori vertano sulla casa vicino al mare, anche se, come già approfondito, si rischia di imbattersi in prezzi davvero molto alti nella stagione che va da giugno a settembre. Al contrario, spostandosi nella prima fascia dell'entroterra, l'offerta è minore, proprio perché la richiesta risulta molto più bassa e anche i prezzi si ridimensionano. Qui, in città come Borzonasca, Casarza, Leivi, Cogorno e Carasco, si trovano poche case in affitto per la stagione e si punta molto di più sui bed and breakfast o sugli agriturismi. Lontani dal mare sì, ma dei comfort ci vogliono. Chi cerca infatti una soluzione da queste parti preferisce spazi aperti, magari una piscina, un grande giardino o parco giochi, o comunque qualcosa che li attiri particolarmente. In queste zone si riversa circa il 30% dei turisti, non solo famiglie con bambini che non hanno interesse ad andare ogni giorno in spiaggia, ma anche coppie amanti della natura e persone più anziane che amano l'aria di mare ma non intendono necessariamente armarsi di costume e fare il bagno in mezzo al caos di folla che si riversa sulla costa ligure tra giugno e settembre. Un altro modo di vivere la vacanza che può rivelarsi una valida alternativa alla classica settimana in spiaggia con una casa a 100 metri dal mare pagata uno sproposito.